Venerdì 13 settembre 2024, nella frazione di Vas del comune di Setteville, è stata inaugurata la nuova struttura sportiva intitolata Palavas. Numerose le autorità comunali ed extracomunali presenti all'evento e numeroso anche il pubblico. Per noi è un grande orgoglio, stato molto complesso. Ogni appalto che si fa nell'ambito di un comune è in qualche maniera anche una sofferenza, perché prima di tutto bisogna trovare i soldi, poi bisogna fare i progetti fatti bene e poi in ultima bisogna anche sperare che le gare d'appalto ti arrivino in impresa e che sia poi, come dire, in grado di sviluppare quello che è stato pensato e non solo. Qui abbiamo avuto qualche difficoltà connessa con l'aumento dei prezzi causa del 110, l'esplosione dei prezzi, per cui le gare erano andate deserte, una certe difficoltà, però alla fine grazie alla Regione da una parte, allo Stato con gli sport e FIA, alla provincia, al consorzio BIM, siamo riusciti a fare la quadra e finanziarla per intero. È veramente un orgoglio, una piccola struttura, però all'avanguardia, NZEP, cioè vuol dire che praticamente ha consumi zero, è tutto autosufficiente, si vedono sul tetto i pannelli fotovoltaici, le pompe di calore, spogliatoi al moderno, ragazzi soprattutto che la useranno per il calcio a 5, per il tennis, per il padel e tutto quello che noi consegue, quindi per noi è veramente una grande soddisfazione. L'opera, costata circa 2 milioni di euro, sarà il punto di riferimento per vari gruppi sportivi del territorio, ma soprattutto, e come più volte sottolineato durante l'inaugurazione, vuole essere un investimento sui giovani per il loro futuro. Dicevo prima, nella fase dell'inaugurazione di questa importante struttura, che un euro investito in una struttura sportiva dà 38 euro di resa. Quindi pensate, questa struttura è costata quasi 2 milioni di euro e pensate quello che produrrà nel corso dei tempi in termini di azione sociale, di economie dirette proprio nell'utilizzo e nel fare economia, ma soprattutto anche come impatto sulle nuove generazioni. Io continuo a dire, ho puntato come Fondi Comuni di Confine sulle strutture sportive perché significa dare servizi alle famiglie, ma significa anche attrarre i giovani a fare sport. Un giovane che fa sport non fa sicuramente delinquenza e non fa sicuramente atti negativi. Presenti all'inaugurazione anche il pool di progettisti dell'opera, i quali hanno descritto le caratteristiche tecniche della struttura. La struttura che noi abbiamo qui progettato è una struttura di tipo strategico e quindi anche abbinabile a eventi di tipo sismico, e quindi possono essere ricovero sia per la protezione civile sia per eventuali emergenze che potrebbero succedere in caso di sisma. L'ospite tanto atteso è stato però il campione di sci Christian Ghedina, che con la sua cordialità e simpatia si è intrattenuto col pubblico anche dopo l'inaugurazione e dai nostri microfoni ha lanciato un forte e marcato appello ai giovani. Io sono stato invitato qua per questa inaugurazione e sono contento perché comunque lo sport, quello che dico sempre, è scuola di vita, è importante per tutto il movimento giovanile, ma anche per le persone meno giovani, perché lo sport ti aiuta a stare sempre bene e per i più giovani hai un obiettivo anche di poter crescere e di poter raggiungere degli obiettivi, ma poi dopo quando uno ha la possibilità di poter con una struttura del genere fare dello sport, si confronta con altri ragazzi e quindi questo qua insegna che poi sono tutti aspetti che ti si ripresentano nella vita di tutti i giorni, sia lavorativa che di scuola, perché c'è il confronto, devi imparare a fare sacrificio, rispettare gli orari, rispettare le regole, e questo è fondamentale per la crescita del ragazzo. Parliamo dello sport anni 90 e lo sport nel 2024. Lo sport anni 90 era ancora un po' uno sport, cioè in tutte le varie sfaccettature di tutti gli sport che ci sono sulla faccia della terra, era un po' tutto più rudimentale, un po' più fatto in maniera casalinga anche a livello professionale, no? Adesso ormai con gli anni che passano io dico non bisogna più lasciare niente al caso, bisogna studiare ogni minimo aspetto, sia dalla preparazione atletica, la preparazione mentale, l'alimentazione, la parte tecnica del materiale che si usa, perché ormai adesso il livello si è alzato talmente tanto e per poter vincere, se uno vuole fare carriera, vuole andare avanti, non deve sottovalutare nessun aspetto dello sport.
E allora rinnoviamolo questo invito ai giovani, la struttura c'è. Esatto, rinnoviamo l'invito ai giovani che insomma sicuramente è importante per farli divertire, farli giocare, e io dico sempre anche che lo sport fino a 13-14 anni deve essere sempre preso come gioco, però se uno vuole fare la carriera di sportivo, che non è stare lì davanti alla televisione o davanti a videogame o davanti al telefonino, magari a chattarsi con altri e schiacciare bottoni, per arrivare in alto bisogna fare tanti sacrifici, tante rinunce, e deve mettersi nella testa che avendo anche una struttura così bisogna lavorare tutti i giorni, non lasciare mai niente a caso e continuare nei propri sogni. Poi non è detto che anche facendo tutto nella maniera più corretta uno possa diventare e arrivare ai vertici, bisogna sempre lavorare e crederci sempre fino in fondo. Do